Essere europei non vuol dire dimenticare il passato guardando esclusivamente al futuro, oppure, come sostiene qualcuno, si stava meglio prima. Tutto ciò cade davanti a certe iniziative che portano i giovani a conoscersi tra loro, con incontri ben mirati. Si è tenuta a Gorizia questa settimana un'interessante iniziativa socioculturale tra il Liceo Linguistico Paolino d'Aquileia e il Liceo Linguistico di Monaco di Baviera. Un progetto nato per unire e approfondire i rapporti tra gli studenti italiani che frequentano il corso di lingua tedesca e quelli bavaresi che frequentano il corso di lingua italiana. L'iniziativa prevede 2 visite annue tra i 2 istituti. In questa prima tappa sono stati gli studenti tedeschi a far visita ai colleghi italiani. Una settimana full immersion tra scuola, approfondimenti, conoscenza e visite guidate in regione nella vicina Venezia. A settembre toccherà ai nostri studenti ricambiare la visita. I tempi moderni sono questi, fatti di fratellanza, spirito di uguaglianza, ma soprattutto uniti sotto un'unica bandiera. La splendida cornice di Castelvecchio, le pendici del Monte San Michele, ha ospitato la presentazione dell'ultima fatica letteraria del professor Paolo Zucconi, stimato e apprezzato psicoterapeuta friulano. Il manuale praticato del benessere, un percorso guidato di autoaiuto per vivere meglio e più a lungo. L'autore da anni ha a cuore la diffusione, con piena competenza e appassionante convinzione, di una mirabile summa di regole basilari, igienico-sanitarie, riguardanti il reale star bene. Ora viene alla luce un prezioso volume contemplante 7 lustri di esperienza professionale, esteso al fine di essere d'ausilio a migliorare la vita a chi ha bisogno di aiuto per mantenere il proprio stato di benessere psicofisico. Trattasi dunque di un'opera tesa alla prevenzione sanitaria individuale. Il lettore vi trova una base collaudata della psicologia popolare preventiva, intesa olisticamente, una esposizione rigorosamente scientifica, presentata in stile sorprendentemente divulgativo, comprensibile a chiunque. 44 sono i capitoli dell'opera. Ognuno di noi è sempre interessato al proprio benessere personale ed interpersonale. La guida offre soluzioni concrete di star bene mediante modificazioni graduali dei fattori che concorrono allo stile di vita, alimentazione, attività fisica e sensualità, importanti in una scelta di vita longeva e appagante. Inoltre vengono evidenziati fattori naturali e anche azioni salutistiche a costo zero, aria, acqua, sole, luna e luce che, qualora utilizzati ed usati secondo determinate prescrizioni, contribuiscono all'elevazione di qualità della vita quotidiana. Star bene fisicamente significa anche equilibrio interiore. Il resto non resta che prendere il libro e capirne di più. Chi non ha tempo per la salute troverà tempo per la malattia. 2 giornate intense tra libri, storie, aneddoti e ricordi con il calcio al centro dell'attenzione. La seconda edizione di Gol a Grappoli ha detto che il pallone è ancora lo sport più amato nel bel paese. Apre le danze il Golden Boy per eccellenza, capitano e simbolo di una squadra, il Milan, un campione amato e odiato al tempo stesso, oggi presidente del settore giovanile scolastico. Gianni Rivera, sempre eterno per i fedelissimi, uno che ha fatto fuori fidanzate e presidenti vari che piatti di minestra per i detrattori. Come disse Beppe Viola, una cosa è certa, batterà in resistenza John Travolta. Ma Gol a Grappoli ha portato a Cormons anche altri personaggi del mondo del calcio italiano. Mario Corso, il sinistro di Dio, colui che inventò la punizione a foglia morta, un signore lontano anni luci dal divismo di oggi. Dino Zoff, friulano di Mariano, interpreta alla grande le sue origini, taciturno, mai sopra le righe, un professionista con la P maiuscola a tutto campo, ieri e oggi un esempio sempre da imitare. Italo Cucci, gran maestro del giornalismo affascinante e pratico nel raccontare la realtà di questo mondo. Ascoltarlo vale il prezzo del biglietto. Serse Cosmi, un simpaticone e direi appaccato e vincente. Poi Carlo Gobbi e Daniele Radaelli a rappresentare la Rosea, cioè la Gazzetta dello Sport. Protagonisti anche il Subbuteo, il gioco da tavolo del calcio e la storica trasmissione sportiva Tutto il calcio minuto per minuto, dove Riccardo Cucchi, prima voce e caporedattore sport del giornale Radio Rai, ha narrato attraverso la sua opera letteraria il fascino e la storia del programma calcistico più longevo della Radio Nazionale, che ha legato e unito almeno 4 generazioni di italiani, quando si dice clamoroso al Cibali. Il sipario è calato sabato sera con il galà in memoria del grande Enzo Bearzot, presentato da un Bruno Pizzul in versione special guest. Sempre un piacere affiancarlo, perché da quest'uomo si ha sempre tanto da imparare. Cosa dire ancora? Gol a Grappoli ed è subito rete.